Rischio caos nei trasporti con il rientro a scuola dal 26 aprile di tutti gli studenti delle superiori. Per il presidente Zaia e l'assessore De Berti è inconciliabile il 100% in classe con una capienza dimezzata sui mezzi. Blitz dei carabinieri al circolo Amici della Sardegna a Borgoricco, dove ieri sera era in corso una cena con 39 invitati commensali identificati. Ora scatteranno le sanzioni. Si trova nel carcere di Vicenza il 50enne Capovede Grappa, ucciso la moglie a martellate mentre i figli erano rinchiusi in bagno. Terrorizzati, la coppia si stava per separare. A distanza di un mese parla l'uomo che ha salvato la vita a Marta Novello, la 26enne accoltellata a Mogliano mentre faceva jogging. Mi chiedeva di non lasciarla sola, ha detto, spero di incontrarla. Tragedia all'Alba Padova, dove una donna di 71 anni è stata investita e uccisa da un SUV mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali con il suo deambulatore. Il caso del cagnolino Ciocco, i primi esami confermano l'uccisione a freddo con un colpo esploso da un'arma. Intanto l'episodio è stato condannato sui social anche da Zaia e Salvini. A Marghera successo per il Netemo dei Forte Tron. Molti cittadini ieri mattina si sono recati al forte per ripulirlo e ci sono riusciti. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La questione dei vaccini in primo piano di questa edizione regionale dei nostri telegiornali, perché finalmente c'è una buona notizia. A darla è stato oggi il governatore Zaia da Marghera. Dal 29 aprile in Veneto 50.000 dosi di Pfizer in più a settimana. Ormai è chiusa la partita over 80, anche se si è registrato in Veneto un caso strano. 5% non vogliono vaccinarsi, 1% non rintracciabili, cioè non sappiamo come trovarli. Ora bisogna accelerare la vaccinazione degli over 70, in Veneto sono 490.000. Fino a quando non sarà terminata non si inizierà, ha spiegato Zaia, a vaccinare altre categorie. Non ci saranno poi, aggiunto, rallentamenti nelle vaccinazioni. Da lunedì, con la fornitura del lunedì 26, dovrebbero arrivarci 50.000 Pfizer in più, quindi dovremmo andare a 156.000 Pfizer, 170.000. Adesso cercheremo di capire. Comunque avremo, rispetto alla solita fornitura canonica dei 120.000, almeno 50.000 Pfizer in più. Moderna ci sono 20.000 dosi, in questi giorni è il più difficile da inoculare perché è stato altalenante nelle forniture. Il Veneto ieri sera ha raggiunto il record del 92,4% di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate. Zaia ha poi parlato dei ristoratori e del fatto che molti non hanno la possibilità di avere un plateatico. Mi metto nei panni di una città storica come Venezia, dove i plateatici, gli scoperti sono molto limitati per molti ristoranti. Sulle proteste dei Novax a Conegliano il presidente è stato lapidario. La protesta è sacrosanta, è legittima ed è giusto che tutti possano esprimere le loro idee. Detto questo, dopo bisogna farlo nel rispetto delle regole, punto. La dottoressa Tacconelli ha presentato lo studio Mantico. Il Veneto è primo in Italia nel trattamento dei pazienti con le terapie monoclonali. AIFA ha assegnato alla nostra regione la ricerca su questo tipo di cure. Saranno 1.260 i pazienti over 50 che potranno entrare in questo studio. Non solo, Tacconelli ha poi spiegato che in Italia sono state somministrate 2.000 terapie con anticorpi monoclonali. Di questi 410-420 sono veneti. All'interno del Veneto siamo organizzati che le terapie vengono fatte in ciascuna ULSS più l'azienda universitaria di Verona e quella di Padova. Verona di queste 420 dosi ne ha fatte 115. Questi pazienti seguiti nel tempo hanno più di 70 anni e con almeno una patologia severa concomitante. Il 27% secondo gli studi subiscono un ricovero e di questi il 25% muore. Invece di questi pazienti trattati con i monoclonali ce ne sono ricoverati 14 e non abbiamo avuto, ha detto, nessun decesso. Ma Zaia oggi ha parlato anche del rischio molto concreto di caos sui mezzi di trasporto pubblico locali in vista del 26 aprile, quando torneranno in classe tutti gli studenti con la didattica al 100%. De Berti rincara la dose inconciliabile, il 100% in classe con una capienza del 50% sui mezzi. Si parla di fatto di 1.300-1.400 autobus
in più che servono per poter portare a scuola i ragazzi. Un conto presto fatto per il Veneto, che prima dell'avvio dell'anno scolastico aveva lavorato sul trasporto pubblico con 3 scenari: didattica in presenza al 50, 80 e 100%, valutando per ognuno di questi quanti mezzi sarebbero stati necessari. Noi abbiamo una settimana di tempo per recuperare autobus privati che hanno una capienza di 25-26 posti per portare a scuola 75.000 studenti. Ed è inconciliabile il 100% in presenza e mantenere la capienza al 50%. Il 100% di didattica in presenza nessuno se l'aspettava ed è stata una doccia fredda per provveditore, per prefetti, per assessori di tutte le regioni. La capienza e la sicurezza sanitaria, perché ricordo che la capienza al 50% è stata limitata per motivi sanitari e il ministro De Micheli ci aveva sempre detto che comunque fino alla fine dell'anno scolastico la capienza dei mezzi non sarebbe stata toccata. Per il presidente Zaia la problematica è facilmente inquadrata. 100% in aula, 50 nei mezzi di trasporto. Non ci sono i mezzi, o riduci la presenza a scuola o lasci la presenza inalterata e li fai entrare a orari differenziati, oppure dai la facoltà ai genitori per i minorenni o i maggiorenni di decidere se andare in DAD e quindi oppure in presenza, quindi adottare un sistema misto. Esclusa invece per il governatore la possibilità di riportare la capienza sui mezzi al 100%. Questa la vedo molto, molto difficile, sinceramente. Appello al governo perché prenda in mano velocemente questa situazione. Inevitabile a questo punto che sui territori cresca la preoccupazione, come nel bellunese. Nell'ultimo anno Dolomiti Bus si è fatta in 4 nel vero senso della parola, mettendo in campo sforzi immani per cercare di adeguare il servizio alle regole vigenti per salvaguardare la salute dei clienti e dei dipendenti. Lo dice il presidente della società di trasporto pubblico bellunese Andrea Biasiotto alla vigilia della ripresa della didattica al 100%. Una manna dal cielo per studenti e famiglie, un guaio al contrario per chi deve riorganizzare la macchina operativa. Ancora con certezza non si sa se la capienza degli autobus sia al 50% piuttosto che al 70% o al 100%. Il piano di trasporto attualmente è strutturato con una capienza al 50%. Anche se è il 50%, abbiamo aggiunto mi pare dai 16 ai 18 autobus, poi ovviamente monitoriamo ogni giorno, abbiamo messo anche degli steward che controllano eccetera e poi come si dice, moduliamo la presenza di autobus in servizio in base anche alla richiesta e a quanti utenti, quanti clienti utilizzano il servizio. No? Dalla prossima settimana il meccanismo sarà stravolto. Oggi il presidente Zaia non ha fatto mistero delle difficoltà. Non ci sono mezzi sul mercato, ha detto, e la sua preoccupazione è condivisa dalle società di trasporto così come dalle istituzioni. Come si riuscirà a conciliare l'esigenza del ritorno alla scuola totalmente in presenza con il distanziamento è tutto da definire. Ci vorrebbe il raddoppio degli autobus, ammette Biasiotto. Domani è previsto in proposito un vertice convocato dall'assessore regionale De Berti. Raddoppiare tutto in una settimana e fare un servizio, poi nelle strade della provincia di Belluno si immagina che sì, non è Milano, insomma già, a parte che Milano ha altri problemi ancora maggiori, però secondo me è una cosa che è molto difficile da fare in 4 giorni. E poi ci sono i costi, quest'anno raddoppiati rispetto al 2020. La provincia per il 2021 ha stanziato 500.000 euro, altri 100.000 euro sono stati messi a disposizione dei bus operator. Basteranno? Domanda tutt'altro che retorica. Il 26 quindi si apre, ma non per tutti. Da qui la presenza numerosa di ristoratori giunti a Incisa dal Veneto per la protesta del settore che sulla 1 ha bloccato questa mattina il traffico. È arrivata in autostrada lungo la 1 all'altezza di Incisa la protesta dei ristoratori che stamattina hanno bloccato il traffico, in tanti giunti anche dal Veneto per far sentire la loro voce. C'è anche Alessia Brescia, ristoratrice veronese, direttrice regionale di tutela nazionale imprese.
Questa è l'unica voce che ci possiamo permettere di prenderci, quindi il blocco totale delle strade, ovviamente lasciando la corsia di emergenza libera perché non siamo degli sciacalli, però bisogna che ci sentano, che ci ascoltino. Ad aver scatenato questa nuova reazione, quanto annunciato in conferenza stampa venerdì dal Premier Draghi, dal 26 aprile nelle regioni gialle ristoranti aperti a pranzo e a cena, ma solo all'aperto. Che non è possibile riaprire solo esclusivamente all'esterno, è impensabile. 1, con le temperature, 2, noi dobbiamo anche appoggiare quelli che all'esterno non ce l'hanno. Siamo alla frutta, dice Alessia Brescia. Noi paghiamo degli affitti e non capisco perché dobbiamo continuare a toglierci dei soldi di tasca che non ce ne sono più, sono finiti, perché gli aiuti non sono arrivati, sono 5 mesi che non abbiamo niente. Siamo esasperati, basta, non ce la facciamo più, vogliamo solo lavorare. Durante la protesta si sono vissuti momenti di tensione quando uno dei manifestanti è stato urtato da un'auto che poi si è allontanata. Siamo riusciti tramite un camionista a prendere il numero di targa, è venuta l'ambulanza, ha soccorso Antonio, però adesso sta bene. I ristoratori chiedono che le loro istanze vengano raccolte dal governo, nel frattempo sono pronti a nuovi blocchi del traffico. Tutti i giorni a oltranza. E proprio su questo punto chiediamo questa sera la vostra opinione. Ristoranti riaprire subito, anche quelli al chiuso? Se sì, il numero è quello verde 0422 1626 691. Se la vostra risposta invece è no, 0422 1626 690. Il numero in rosso. La chiamata è gratuita. L'esito del sondaggio questa sera a Ringa a partire dalle 21:15 in studio con il vice direttore Ferdinando Avarino. Ma il dibattito sulle riaperture si fonde con la cronaca blitz dei carabinieri alla Circolo, amici della Sardegna Borgoricco. Siamo nel Padovano, domenica sera era in corso una cena con 39 invitati. 39 persone sedute attorno ad un tavolo a cenare, niente mascherina, una scena incredibile in tempi di pandemia, quella che si sono trovata davanti i carabinieri di Campo d'Arsego intervenuti domenica sera a Borgoricco in via Musona al Circolo Amici della Sardegna. I commensali stavano cenando tranquillamente in barba alle disposizioni anti-Covid, molti arrivavano da altri comuni e nessuno rispettava le distanze di sicurezza o l'uso della mascherina. I militari dell'Arma sono arrivati sul posto dopo la segnalazione di alcune persone insospettite dal notevole andirivini di auto nel parcheggio del Circolo. Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno iniziato ad identificare le persone all'interno, nonostante le dimostranze del titolare dell'attività di ristorazione. In supporto sono arrivate così anche le pattuglie dei carabinieri di Cittadella. Molte le sanzioni che partiranno nei confronti dei commensali. Per il titolare del Circolo Amici della Sardegna scatta anche la multa per aver somministrato cibi e bevande all'interno del locale, quando invece le disposizioni anti-Covid consentono solo l'asporto o la consegna a domicilio. Nel Vicentino per l'ennesimo femminicidio a Pove del Grappa, un uomo ucciso a martellate la moglie mentre i 2 figli sentivano le urla disperate della mamma. Un mazzo di fiori per ricordare l'ennesima vittima di femminicidio. A perdere la vita Dorimalla, 39 anni, che viveva in questo appartamento assieme al marito cinquantenne che l'ha uccisa a colpi di martello. Un'aggressione brutale, tra l'altro mentre i bambini, 2 figli della coppia, 9 e 13 anni, si trovavano al piano superiore, quindi hanno sentito le urla della madre colpita più volte appunto dal marito, dal compagno, fino a che poi c'è stato il silenzio. È stato l'uomo a chiamare direttamente i carabinieri e costituirsi. Adesso i ragazzini sono stati affidati a un parente. Gezzin Mal rinchiuso al carcere di Vicenza, una tragedia arrivata al culmine di un litigio, l'ennesimo tra i 2 che pare fossero sul punto di separarsi. Forse proprio questo non accettava il cinquantenne, operaio in un'azienda del Bassanese, che si è accanito con una brutalità inaudita contro la moglie Dorima. Sotto shock la comunità di Pove del Grappa, dove la coppia e i 2 figli vivevano da 4 anni. Il sindaco Francesco Dal Monte è stato tra i primi a recarsi in via Bastianelli, in pieno centro paese, domenica sera, appena saputo cos'era successo. Ha voluto vedere i ragazzini che si erano rinchiusi in bagno, terrorizzati. Stiamo parlando che i 2 bambini che in un attimo praticamente sono rimasti di fatto orfani. I ragazzini chiaramente stanno lavorando, tutti gli assistenti sociali, tutto il sociale, per creargli un minimo di equilibrio, stabilità, anche se
non è sicuramente facile, perché immagino che, pur non sapendo magari cosa sia successo, ma l'hanno capito, non sono piccolissimi. Anche perché quindi pare che sia stata proprio la più grande, la ragazzina di 13 anni, a chiamare, a chiedere aiuto a una parente. Sì, come dicevo, è tutto in mano alle indagini dei carabinieri. Sono 25 le vittime di femminicidio in Italia da inizio anno a oggi, numeri che fanno accapponare la pelle. Nel Veronese, a Verona, ha colpito al volto con un coltello un 21enne, un fendente che ha provocato al giovane un grosso taglio dalla narice fino all'orecchio. È stato arrestato dagli agenti della questura scaligera un 16enne condotto nel carcere minorile di Treviso. Secondo una prima ricostruzione, il minorenne, in compagnia di un amico, si sarebbe fermato a parlare con una coetanea. Nello stesso momento transitava in zona la vittima, in sella a un motorino. Il ragazzo di 21 anni avrebbe notato discutere i due minorenni. Così si è fermato per chiedere alla ragazza, che fra l'altro conosceva, se era in difficoltà. Il 16enne a quel punto avrebbe tirato fuori il coltello colpendolo. L'aggressore non sarebbe nuovo a questo genere di episodi. A distanza di un mese parla l'uomo che ha salvato la vita a Marta Novello, la 26enne accoltellata a Marocco di Mogliano mentre faceva jogging. Mi chiedeva di non lasciarla sola. Questo è il suo racconto. E io stavo passando con un mio collega col furgone e praticamente abbiamo visto una bicicletta a terra in mezzo alla strada. Io mi sono fermato perché sennò non si passava, e praticamente quando sono sceso per spostare la bici ho visto questi due ragazzi dentro un fosso. Io la prima cosa che ho pensato è che fossero caduti con la bici. Infatti gli ho chiesto: vi siete fatti male? E lui non mi ha neanche risposto. Lei invece mi diceva subito: aiutatemi, mi sta coltellando. A distanza di un mese parla Massimo Michelutti, l'uomo, l'angelo che ha salvato la vita a Marta Novello, la studentessa di 26 anni, brutalmente accoltellata mentre faceva jogging in via Marignana a Mogliano. A colpirla con 20 coltellate un adolescente del posto che voleva finirla annegandola. Appena arrivato, il ragazzo era ancora sopra di lei, che la stava tenendo con la testa sotto l'acqua. 30 cm di acqua però bastava. E quando è venuto su io sono andato dalla ragazza, ho chiamato il 118, non mi hanno risposto, ho chiamato i carabinieri, loro mi hanno risposto subito, immediati, mi hanno chiesto: hai chiamato i soccorsi? Ho detto sì, ma non mi hanno risposto. Allora si sono arrangiati loro a chiamare i soccorsi. E io sono stato là, ho tenuto la mano alla ragazza finché sono arrivati i carabinieri. E lei diceva: non lasciatemi da sola, state qua con me. E gli ho detto: vai tranquilla, sono qua. E lei era cosciente, a fatica, perché poi ho saputo che hanno bucato anche un polmone, per cui faceva fatica a respirare. Io sono stato là e poi sono arrivati i medici e hanno mandato via tutti e l'hanno messa in ambulanza. Mentre il ragazzo, in evidente stato di shock, era lì fermo, trattenuto dal collega che era insieme a Massimo. Lui era stato immobile, tremava, immobile. Cioè non si è spostato. Ancora da capire le ragioni del gesto, mentre Marta è tornata a casa con i suoi genitori, grazie alla sua forza ma soprattutto all'intervento di Massimo, operaio di Ispinea, che spera di incontrarla al più presto. Mi piacerebbe molto, molto. Solo anche per stringergli la mano, tanto per capire che sta bene. Io ho 3 figli, per cui so cosa vuol dire per un genitore. Non è facile tenere una ragazza così. Ho visto solo delle foto su internet, è anche una bella ragazza, ma quando l'ho vista ieri era piena di sangue, per cui non si vedeva neanche il viso. Un agente della polizia locale di Venezia è stato aggredito da 2 giovani che intendevano passare in una strada del Lido momentaneamente interdetta al traffico. Il tratto di strada era stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso del 118 a un 65enne colto da malore, che si è rivelato poi fatale mentre percorreva in bicicletta il lungomare Marconi. I 2 giovani intendevano comunque passare, dopo aver protestato sono passati alle vie di fatto colpendo il vigile con un pugno. Sono stati denunciati. Tragedia all'alba a Padova, dove una donna di 71 anni è stata investita e uccisa da un SUV mentre stava attraversando le strisce pedonali.
Hanno tentato tutto il possibile i medici del pronto soccorso dell'ospedale di Padova, ma per Gemma Gugiaro, 71 anni, residente in città, non c'è stato nulla da fare. Erano le 5:50 all'alba di lunedì quando la donna di buon'ora è uscita di casa. Ed è proprio da qui, da questo attraversamento pedonale, che la signora stava tentando di attraversare la strada. È un quartiere popoloso quello di Santa Croce, porta sud-ovest d'ingresso al centro città. Gemma Gugiaro, che si muoveva con il deambulatore, stava attraversando qui in via Costa, all'altezza di via Buzzaccarini, quando dal Bassanello, direzione centro, è arrivato un SUV condotto da un uomo di 83 anni, anche lui padovano. Terribile l'impatto. L'uomo si è fermato e ha prestato i primi soccorsi. Il personale del SUEM, arrivato sul posto, ha subito capito che le condizioni della donna erano disperate. Il SUV, una Land Rover Evoque, è stato sottoposto a sequestro. L'esatta ricostruzione di quanto accaduto è affidata agli agenti della polizia locale. L'anziano è risultato negativo all'alcol test. Il caso del cagnolino Cioco ci porta nel Trevigiano. I primi esami confermano l'uccisione a freddo con un colpo esploso da un'arma. Per fugare ogni dubbio verrà eseguita l'autopsia all'istituto zooprofilattico. Intanto arrivano delle condanne via social da parte del governatore Zaia, ma anche di Matteo Salvini. Dalla radiografia eseguita sul cagnolino Cioco, trovato morto sabato mattina a Saletto di Breda con una ferita tonda sul torace, sarebbe visibile un proiettile. Stando a questa indiscrezione si confermerebbe la prima ipotesi, già avanzata dai testimoni e dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, polizia locale e carabinieri, quella secondo cui il cagnolino è stato ucciso a sangue freddo. L'esame sull'animale è stato affidato al servizio veterinario dell'ULSS 2, essendoci un'indagine in corso da parte della procura. Il responsabile del procedimento non si sbilancia sugli accertamenti svolti. Il cane è stato posto sotto sequestro. Posso dire che per la forma del foro può essere compatibile con un proiettile di arma da sparo. Ma ci sono ancora dei dubbi da sciogliere. Per avere una certezza di causa di morte è stato predisposto un esame autoptico che si eseguirà presso l'istituto zooprofilattico nella sezione di Treviso. Su Cioco verrà eseguita dunque una vera e propria autopsia. Intanto la sua uccisione ha suscitato un'indignazione andata oltre i confini della provincia e del Veneto, soprattutto per il fatto che si trattava del cagnolino di un bambino di 11 anni e della sorella che solo un mese fa avevano perso il padre. L'episodio è stato condannato pubblicamente dal presidente del Veneto Luca Zaia con un post sui social. Zaia parla di gesto inqualificabile, incivile, vergognoso. Lo stesso tenore del post del sindaco di Treviso Mario Conte e addirittura del segretario federale della Lega Matteo Salvini, che fa sapere che domani a Roma la Lega presenterà le sue proposte per avere in Italia leggi che puniscano, scrive, questi assassini come meritano. A Marghera, grande successo nella giornata di ieri per il Netemo dei Forte Tron. Puntuali alle 9, muniti di guanti, sacchi giganti e mascherine, un centinaio di volontari domenica si sono dedicati alla pulizia del verde che circonda Forte Tron in via Colombara a Marghera. L'iniziativa Netemo dei Forte Tron era stata lanciata nei giorni scorsi da Buongiorno Marghera, l'associazione che ha coinvolto numerose realtà sportive e di volontariato della città. Ci siamo riusciti, siamo felicissimi, abbiamo recuperato una marea di sacchetti. Ringrazio tutti i cittadini che sono intervenuti oggi ed erano tanti, saranno state almeno 100 persone. Che dire, adesso ci aspettiamo una risposta dall'amministrazione perché Forte Tron ritorni ai cittadini. I volontari, anche a bordo di kayak, hanno raccolto bottiglie e rifiuti abbandonati di vario genere, riempiendo numerose decine di sacchi consegnati poi agli operatori di Veritas. Sul posto anche l'assessore alla coesione sociale Venturini, che ha ringraziato i cittadini per l'impegno, e vari delegati della municipalità di Marghera.
Le questioni più calde di queste ore, questa sera Ring a partire dalle 21:15 in studio con Ferdinando Avarino ospiti, Elisa De Berti, vicepresidente della Regione del Veneto e assessore ai trasporti, Marco Marin di Forza Italia, Francesca Zottis, Partito Democratico, Luca De Carlo di Fratelli d'Italia, Alberto Villanova della Lega, Daniele Bovolato, ristoratore. Questo stasera alle 21:15 su Antenna 3. È tutto per questa edizione regionale, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Benvenuti al Meteo. Italia ancora ostaggio dell'instabilità. Sul nostro territorio qualche disturbo ci sarà, ma le temperature tenderanno ad aumentare. Il dettaglio di martedì 20 aprile. Sul Veneto la grafica ci mostra una situazione tutto sommato tranquilla ed in effetti a prevalere sarà il sole. Al mattino cielo al massimo poco nuvoloso, dal pomeriggio addensamenti sui rilievi anche con qualche acquazzone possibile localmente fin verso le aree di pianura. Temperature come detto in ripresa, minime tra 4 e 8 gradi, valori massimi compresi invece tra i 16 e i 19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, più sole al mattino, con il passare delle ore cielo via via più coperto con qualche rovescio sui monti. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sui 15-18 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata soleggiata, salvo per isolate piogge nelle ore pomeridiane. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime sui 19 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.